Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Buongiorno a Carlo Cambi che vedo Oh, splendidamente collegato dopo tantissime settimane di mia che assenza, non sua. meraviglia, Cardinal Cainarca, come sta? Io benone e vedo e spero bene Che anche ieri, lei. che ieri una cara, come posso dire, Mm? corrispondente su Facebook, un'amica, Sì? mi ha detto: ma quando è che tornate con gli scorretti? Dico, guarda, torniamo domani. Dice, ma c'è anche il Cardinal Cainarca, dico sì, si collega direttamente dal conclave. Esatto, esatto, perché comunque, no, però io non sono elettore, devo dire, quindi posso parlare liberamente. Te sei come Giuseppe Conte, sei eletto. Eletto, esatto. Poi ne parliamo però, perché tu l'hai citato in un tuo bell'articolo sulla Verità. Allora, intanto stamattina, giusto per dare una piccola occhiata alle prime pagine delle agenzie di stamani, c'è un altro fronte bellico che si riscalda, quello tra India e Pakistan. Sì. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che bisogna disinnescare questa crisi, però sono 34 almeno i morti al confine, scrive in questo momento l'agenzia Secondo me ANSA. è stata la von der Leyen, sai? Perché? In che E senso? perché così gli 800 miliardi di armamenti diventano sempre più Ah, giusto, giustificati. giusto. E la Germania si frega le mani. Preoccupazione della Cina, l'esercito indiano parla di distruzione di 9 campi terroristici in Pakistan. Anche la Russia fa sentire la sua voce, appello alla moderazione. E questo è uno Ah, storico fronte di guerra, non so se sia pericoloso sul serio in prospettiva, però certamente è un fronte di guerra storico, no? Questo tra India e Pakistan. Intanto, tra le altre notizie del giorno, naturalmente parleremo anche oggi con Carlo Cambi del Conclave e del suo significato anche politico in senso lato, di alcune altre cose. Però Carlo vorrei partire io da un articolo bellissimo, io l'ho trovato così leggendolo, che tu hai scritto una recensione di un bellissimo libro, sì, lunedì 5 maggio, lunedì scorso, l'altro sì, ieri sulla Verità, pagina 12 per chi volesse recuperarlo, c'è la recensione. A pagina 13 c'è l'intervista a un intellettuale, a uno studioso, ebreo, italiano, che conoscono benissimo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa radio, da una bellissima rubrica qui tanto tempo fa, Vittorio Robiati Ben Daoud, che ha scritto un libro bello, bellissimo, dal bellissimo titolo Non ti scordare di me. 216 pagine, edito da Liberi Liberi, un editore pregevolissimo, forse l'unico, tu scrivi, di militanza liberale in Italia, che sì, sta nella tua città, Macerata, no? sì, Questo libro, purtroppo sì. ecco, purtroppo, perché è unico. Comunque, questo libro bellissimo racconta una storia della quale ci siamo occupati tante volte anche in questa rubrica, della quale mi sono occupato anch'io spesso, ovvero la storia del genocidio armeno, che è prepotentemente sempre di attualità. Non dico che è tornata di attualità, perché non ha mai smesso di esserlo, con punte acuminate in alcuni anni, dal 2020 in avanti e più di recente anche con l'evacuazione nel silenzio mondiale dell'Artsakh, altresì conosciuto come Nagorno-Karabakh, una delle terre patrie degli armeni. Allora, se leggete l'articolo di E Carlo Cambi sulla armeni, Verità, dai, poi ne parliamo. come scusa Carlo? Terra patria mica solo degli armeni, è la terra patria dell'Occidente, ragazzi. Appunto, perché questo è il punto chiave sul quale poi chiederò a te subito, Carlo, di fare una puntualizzazione, perché tra le altre cose stavo dicendo, chi legge l'articolo scopre, io non lo sapevo, che c'è un vigneto, una cantina in Armenia che ha 6.000 anni, dove ancora oggi si fanno vini preziosi. C'è un vino che si chiama Areni, appunto, questo è il nome anche della cantina, e c'è un formaggio antichissimo di capra, Motal, del quale io non conoscevo affatto l'esistenza, però anche attraverso il cibo, che è una cosa fondamentalissima in tutte le culture, le civiltà e le civilizzazioni, anche questa del cibo è una conferma del fatto che lì siamo alle radici della nostra civiltà, no? Allora, parlami subito del libro di Vittorio. Noi ne parleremo il 19 maggio con lui e col professor Luca Paolo Bernardini, che ha fatto una stupenda recensione a sua volta del libro sul Corriere della Sera. Però, Tra l'altro stanno per presentare al Senato stamattina il libro a Roma, iniziativa di Nicola Porro, che è l'editore di fatto, perché è mm, il capo, come posso dirti, della casa editrice di sì, Liberi Liberi. Eh,
che ha ereditato da... Aspetta un secondo che c'ho mia moglie, scusa un secondo solo. Prego. Prego Carlo, no, io ne approfitto per dire che anch'io ho letto questo libro che si legge velocissimamente, 216 pagine, e che affronta una materia complessa perché storicamente sedimentata, religiosamente complessa perché ci sono le chiese d'Oriente, c'è la chiesa di Roma, c'è la chiesa armena che è antichissima, c'è l'Armenia che è il primo stato cristiano dell'Occidente, e c'è la persecuzione, il genocidio che ha fatto da matrice e da modello alla Shoah nel Novecento. A distanza di pochi anni, tra il fine Ottocento iniziano le persecuzioni su larga scala degli armeni, per poi diventare sistematiche, terribili, atroci e genocidarie fra il 1915 e il 22. Stiamo parlando di milioni di persone che vengono fatte fuori in modi orribili, terrificanti, e sulla base di questa atroce eliminazione di un popolo, il giurista ebreo polacco Lemkin conierà proprio il termine di genocidio, no? Che Esatto, varrà bravo, anche per la Shoah. Però ti lascio subito la parola, bravo. Carlo, perché voglio che tu ci illustri la potenza di questa questione e la bellezza e la potenza di questo libro, ma anche l'atroce dolore che reca leggerlo. Allora, sì, il libro di Vittorio è una specie di canto di dolore per questo popolo, ma l'intuizione enorme che Vittorio ha come intellettuale, ma soprattutto come uomo di fede, perché quello che traspare da questo libro scritto da Vittorio è che lui si muove alla ricerca del senso dell'esistenza e di fronte al genocidio, perché tale è quello armeno, al contrario di quello che ha detto Francesco riferendosi a Gaza, ehm, lui si muove cercando il senso della crudeltà, no? La banalità del mare, avrebbe detto Sì. Anna Arendt, ma va oltre la banalità del mare. Lui dà una lettura del genocidio armeno come fosse prodromico alla Shoah. C'è da dire peraltro che i giovani turchi, comandati da Ataturk, fra l'altro, che è quello che in Occidente poi è stato raccontato come l'uomo della provvidenza, la turca, quello che ha creato Che ha come posso dirti, modernizzato, laicizzato la Turchia, eccetera, eccetera. laicato, che ha creato una nuova Turchia. In realtà Ataturk era uno dei giovani turchi che, caduto il sultanato, si mettono nella testa di costruire in Anatolia la Repubblica Turca e decidono la pulizia etnica degli armeni che occupano l'Anatolia, questo pezzo meraviglioso di territorio, e per farlo che cosa fanno? Cominciano esattamente come comincerà Hitler. Fanno una notte dei cristalli a Costantinopoli, dove arrestano E quella sarà e la deportano data in cui si commemora ancora oggi il genocidio, il 24 aprile, no? 115, che è assurda a giorno della memoria Mm. di questa Shoah, di questa quasi Shoah, cioè di questa cosa, di questo genocidio. Cominciano da lì e poi cosa fanno? A marce forzate portano via dall'Anatolia gli armeni, ma durante le marce li sterminano, cioè li fanno camminare e poi con le mitragliatrici li facciano. Ne faranno fuori da 1,8 milioni a 2,5 milioni, Sì, la stima non è sì, sì, ancora sì. come dire, compiuta. Tenete presente che gli armeni attuali sono 3 milioni che stanno in Armenia, l'Armenia che è un terzo di quello che era il regno armeno, Ecco, diciamo, Carlo, di quel mi permetto di inserirmi nel tuo discorso per dialogo, perché tu stavi arrivando a un punto centralissimo in questa ricostruzione, che questo genocidio non è che viene fuori per caso, no? Viene fuori perché i turchi hanno bisogno di un Vatan, cioè di è una patria. politicamente è esattamente quello che farà Hitler Di poi con una gli patria. ebrei. Ma poi soprattutto nel libro, non so come la vedi tu questa cosa, Vittorio documenta e diciamo in maniera inoppugnabile e chiara le responsabilità della Germania, perché Esatto, la dell'Austria. Germania ha un ruolo, e dell'Austria, ma la Germania ha un ruolo fondamentale nel genocidio degli armeni, che diciamo è un modello di genocidio ben prima dell'avvento di Hitler. Hitler non farà che portare a termine una cosa che già c'era, ma rispetto La agli cosa, ebrei. Secondo, la grande colpa della Chiesa occidentale rispetto alle chiese d'Oriente, della Chiesa di Roma,
perché per una questione, diciamo, semidottrinale, ma che diventa poi una questione di discriminazione potentissima, la Chiesa romana, il Vaticano, se ne fregherà bellamente delle chiese d'Oriente che sono massacrate insieme agli armeni, perché insieme agli armeni ci sono gli assiri, i greci del Ponto e tante altre minoranze cristiane che vengono lasciate nelle mani di coloro che li sterminano. Attento, ma perché questo accade? Mm. Perché fra l'altro c'è questo riferimento al concilio del 400, quando la Chiesa armena si stacca dalla Chiesa cattolica o se preferisci dalla confessione occidentale. Perché? Perché la Chiesa armena ritiene che la sostanza del Nazareno fattosi uomo sia sostanza divina, ma non ci sia la filiazione, cioè è proprio Dio che si presenta agli uomini sotto forma di sembianza umana, quindi il Nazareno non è figlio di Dio, è Dio, ok? E può sembrare una, come dire, disputa teologica la pura. caprina, però trasferitevi nel V secolo d.C. e immaginate che quanto potere potesse dare il riferirsi a vicari di Cristo o non essere vicari di Cristo, e infatti la Chiesa armena contesta questo vicariato del pontefice rispetto a Cristo, no? Dice, tant'è vero che, come sapete, gli ortodossi sono tutte chiese, si chiamano autocefale, cioè rispondono a se stesse, non c'è un'autorità universale. Kirill, per esempio, il Papa, chiamiamo così, ortodosso di Mosca, è il Papa dei russi, non è il Papa di tutti gli ortodossi. E lo stesso vale per il primate armeno. Questa lite però nasconde dentro un dato politico, che è quello che i tedeschi vogliono contestare, e cioè si dice dal 301, come hai detto giustamente tu, quando il regno d'Armenia diventa il primo regno ad adottare il cristianesimo come religione di Stato, ma l'ortodossia, in accordo con Bisanzio sostanzialmente, dice una cosa, che la Chiesa non va contro il potere, perché il potere è una cosa che non riguarda la Chiesa, ma insegna al fedele come comportarsi rettamente in rapporto col potere. Quando i molti osservatori, scusami, faccio una parentesi rispetto al libro, ma insomma, quando i molti osservatori occidentali si stupiscono del fatto che Kirill, cioè il patriarca di Mosca, è confidente con Putin e che lui esalta il nazionalismo russo, eccetera, eccetera, non tengono conto che quello è un dato specifico delle chiese bizantine, cioè delle chiese ortodosse. Accadeva anche con Stalin, no? Accadeva anche con Stalin, certo, perché la Chiesa ortodossa ritiene di non doversi occupare della gestione delle faccende di potere, ma di dover costruire dei cittadini retti che quindi sono sottoposti a quel determinato potere. La Chiesa ortodossa non farà mai una rivoluzione, ma è uno dei cementi più forti delle identità dei popoli che ad essa si riferiscono. Ed ecco perché in Armenia, quando comincia la pulizia etnica ordinata dai giovani turchi e sostenuti dalla Germania, si colpisce specificamente chi è di confessione ortodossa, ben sapendo che se tu fiaccavi di quella identità avresti risolto il problema di fare fuori l'identità armena, perché questa è lo scopo ultimo, no, di questo genocidio: distruggere l'identità armena. Ed ecco perché diventa genocidio, perché non è semplicemente un assassinio di massa, è il tentativo di eradicare un'identità, una civiltà, come posso dirti,
una esistenza stessa. E Vittorio questo lo spiega in maniera meravigliosa. La Chiesa Cattolica che cosa fa? Convinta che l'indebolimento di tutte le altre chiese, in particolare quelle d'Oriente, che è un ragionamento che ha fatto anche Francesco, parliamoci chiaro, convinta che l'indebolimento di tutte le altre chiese l'avrebbe fatta diventare la Chiesa massima, dimenticandosi che in quelle terre lì è radicata tutta la Genesi, cioè appunto. tutto ciò che noi siamo come uomini in termini di civiltà, la Bibbia, cioè, quello straordinario libro che è la Genesi, quello che dice che come Dio fece il mondo e poi ci racconta come siamo andati avanti, sta lì, è nata lì, ha origine lì, è radicata lì. Ecco, la Chiesa Cattolica cosa fa? Diventa complice del genocidio, convinta che questa l'avrebbe portata alla primazia assoluta. E Vittorio questa denuncia la fa in maniera radicale. Attento. Entrando la Chiesa Cattolica in contraddizione con se stessa. Perché una parte consistente della teologia romana è radicata nella teologia armena, di cui per esempio San Lazzaro degli Armeni è l'importanza più alta e visibile. Dunque, mettere mano alla narrazione, cosa che aveva già fatto l'Arslan con la masseria delle allodole, ma lei lo fa in termini di romanzo drammatico, Vittorio lo fa in termini di storici, contributo storico-scientifico. Mettere mano a quella storia lì significa mettere mano alle nostre contraddizioni ed è per questo che non ne vogliono parlare. Dico le ultime due cose. Non lo scrive Vittorio, ma lo dico io, lo dico nei miei pezzi in cui ho recensito il libro e lo sostengo politicamente. Oggi non si parla più di questa roba perché, a parte che la Turchia l'ha inserito nel codice penale, se tu in Turchia parli del genocidio armeno finisci in galera, ma e non si parla del Nagorno-Karabakh perché prendiamo il gas dall'Azerbaijan e facciamo affari con la Turchia, che è il secondo esercito della NATO. In base a questa realpolitik, o se preferisci, a questa convenienza momentanea, noi stiamo negando la ferita forse più profonda e consistente che c'è nella storia alla nostra identità occidentale. E il merito enorme che ha avuto Vittorio è di mettere in relazione l'orrore di Auschwitz con l'orrore dell'Arnalt. Queste sono le due cose fondamentali. Poi se vuoi diamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori due cenni anche sulla che cos'è la civiltà armena, perché altrimenti non si riesce a capire perché c'è la densità culturale Carlo, facciamolo subito perché è il necessario complemento di questo ragionamento molto, molto bello che hai fatto finora, molto bello in termini di conoscenza, di ricostruzione. E a me viene da dire una cosa sola, te la butto lì, poi ti lascio diciamo a questo focus sulla questione armena perché ci riguarda da vicino, che è altrettanto importante. A me è venuta in mente quella famosa, orrida, schifosa frase che pronunciò Papa Francesco, pace all'anima sua, quando disse a proposito di Maometto dell'Islam e dell'eccidio, no? A Charlie Hebdo ne fecero fuori a mitragliate perché avevano toccato la mamma, cioè Maometto. Certo, se uno mi tocca la mamma, io reagisco con un pugno. Perché questo ragionamento non vale per gli armeni che sono la nostra mamma? Ma perché Francesco di essere cattolico non gliene fregava nulla. Diciamoci la verità. Francesco è un gesuita, anzi, Francesco è prima di tutto un peronista, quindi un populista della peggior specie. Poi è un gesuita, quindi è uno che vede il primato di Roma non in termini di indirizzo universalistico cattolico di conforto all'umanità, ma proprio in termini di militanza politica. Terzo, perché era convinto che l'Europa ormai fosse l'Europa e l'Occidente, tant'è vero che gli americani come gli hanno fatto una guerra notevole
sul Papa, era convinto che l'America e l'Europa, in quanto terre ricche e quindi capitalistiche, tieni presente che siamo vicini alla teologia della liberazione lì, i gesuiti del Sud America e quella roba lì è la roba che andava d'accordo con Che Guevara, la roba che andava d'accordo con i tagliagole, con i devastatori delle facendas, cioè non è che stiamo parlando di gente. Quindi che... diciamo, fammi fare un'altra battuta, critici con la frociaggine ma vicini alla teologia della liberazione. Sì, ma poi la frociaggine, se ci pensi bene, è una battuta d'austeria di infima qualità. No, vabbè. Perché, Tanto per capire il sì, milieu no, culturale politico, sì, diciamo. no, io sono d'accordo con te, ma se tu parli della frociaggine ti metti al riparo dalla, come posso dire, dalla contestazione sui pedofili. Certo, sì, realpolitik. Carlo, 20 secondi di pausa, sono le 10, poi partiamo da qui, di nuovo da qui. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora Carlo, due cose. Per Papa Francesco l'Armenia non è la nostra mamma, Maometto invece sì, è la mamma degli islamici e quindi è giusto reagire ammazzando giornalisti di Charlie Hebdo perché quella è la sintesi, poi terra a terra. E dall'altra parte invece perché l'Armenia è la nostra mamma? Così entriamo nel capitolo che volevi affrontare prima. Non ti sentiamo, adesso sì forse. È presente che Francesco nel 2016 mi pare, ti stavo dicendo, tieni presente che Francesco firma nel 2016 manifesta il documento di Doha col Gran Mufti in cui dice che tutte le religioni sono uguali. Allora la domanda è, ma se tutte le religioni sono uguali, perché io devo essere cattolico? Tu che ci stai a Fali? No? Punto 1. Punto 2. Perché fai fatica a parlare degli armeni? Perché devi riconoscere che la Bibbia, l'Antico Testamento, di cui il Vangelo entra a fare parte come nuova Bibbia, tant'è vero che noi parliamo della nuova alleanza. Nuova alleanza, devi riconoscere che l'Antico Testamento è l'origine della tua fede, che poi viene rinnovata, o se preferisci riformata, o se preferisci illuminata, dalla nuova alleanza. Ma se la Bibbia è il fondamento della tua civiltà, non c'è posto per altre religioni, tranne una, l'ebraismo. Sì, perché quella è la mamma, un'altra mamma, no? Capito? Allora, nel momento stesso in cui tu pigli in mano la Bibbia, tutta una narrazione di buonismo su quale il Papa ha fondato il suo essere populista decade. Certo. Perché la Bibbia è un libro violento. La Bibbia è un libro dove Dio si manifesta come potenza. Ed ecco che hai bisogno di distruggere, o perlomeno di mettere in non cale, l'esistenza della potenza di Dio per poterti sentire tu potente in nome di Dio e fare quel cazzo che vuoi. Detto in sintesi. Ascolta, allora, l'ebraismo è la nostra nonna, mettiamola così, non ci possono essere due mamme. L'Armenia è la nostra mamma. La parola, perdonami, la parola definiva l'ha detta Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma. I fratelli maggiori.
nostri fratelli maggiori, punto. Benissimo. Chiariamo però perché l'Armenia è la nostra mamma. Fammi tornare a questa metafora, diciamo così. Ma Quali sono le sì, radici? Perché parliamo delle nostre radici lì? Allora, è una domanda retorica la mia, no? Perché se uno si sofferma e guarda un minimo, intanto si legge questo libro di Vittorio Robiati Bendaud, lo ricordo, Non ti scordar di me, liberi liberi, ma se anche si documenta da altre fonti minimamente oggettive, si capisce subito perché l'Armenia siamo noi. Non si capisce più perché li abbiamo abbandonati anche politicamente, lasciamo perdere le religioni, no? E quindi Carlo, ti lascio la parola, così poi passiamo ad altro argomento perché tu hai parlato di ma questione armena anche in relazione al conclave e quest'altra cosa ci porta insisto, su un altro tema del giorno. Comunque, insisto, non lo abbiamo mm, fatto perché non ci abbiamo il tempo, ma se noi prendessimo la Genesi, tenete presente che la Genesi dal capitolo 5 al capitolo 11 ci parla del diluvio, ci parla poi di Noè, ci parla dei suoi 3 figli, Sem, Cam e Jafet, da cui dipende tutta l'umanità, perché sapete che Dio a un certo punto si incazza con gli uomini e dice, vabbè, ora vi faccio fare un bagnetto purificatore. E dice a Noè, prendi la tua famiglia, prendi gli animali, torna colomba con ramoscello d'ulivo, e lì Noè capisce che le acque si sono ritirate. Che cosa dirà Dio a Noè? Andate sulla terra e moltiplicatevi colonizzandola. Quindi sostanzialmente, se diamo retta al messaggio biblico, tutti i popoli della terra sono, tant'è vero che spesso parliamo, no, degli Amaniti, dei Semiti, e sono figli dei 3 figli di Noè. Quindi la nostra origine sta dentro quella genealogia. Ora, da questo punto di vista, gli ebrei sono meravigliosi perché loro ricostruiscono tutte le genealogie, hanno dato a questa idea dell'eredità la massima sacralità. D'altra parte, per loro la tradizione è costituente della loro identità. Ma in Occidente, finché questo c'è stato, l'Occidente è stato molto saldo. Se ci fai caso, abbiamo sistematicamente lavorato alla distruzione della tradizione, perché distruggere la tradizione significa disancorare gli uomini, e gli uomini sono incontabili. Allora, la ragione del perché l'Armenia è la nostra mamma è semplicemente perché sotto l'Ararat si è incagliata, tra virgolette, l'arca, e perché gran parte dei simboli della nostra civiltà occidentale, il vino, il formaggio, il pane, la tessitura, la scrittura, la letteratura, la architettura sociale, nascono in Armenia, e in Armenia si manifestano semplicemente per questi banalissimi, fondamentali motivi. Ecco, appunto, hai detto poco. Carlo, solo per questioni di tempo ti faccio scivolare sull'altra questione, quella di attualità di cui ci siamo proposti di parlare, ovvero il conclave, appunto, è in continuità però con quello che stiamo dicendo. Tu hai scritto un altro pezzo sulla Verità, sempre lunedì scorso, parlando di questione armena in relazione al conclave. In che senso? Come? Perché? E io amplio un po' anche il discorso, ti faccio una domanda su qual è il quadro politico in cui questo conclave si realizza e a prescindere dal nome del Papa, non so se hai un'idea o qualsiasi, però insomma, qual è il contesto politico e quali sono le decisioni politiche che si giocano con questo conclave? Dunque, il contesto politico è un contesto politico del disastro, della presa d'atto del disastro compiuto da Bergoglio, non solo da Bergoglio, sia chiaro. Per esempio, il cardinale Parolin o il cardinale Tagle, che vengono indicati come i possibili papabili, sono coloro i quali hanno perseguito l'apertura alla Cina, la quale Cina, peraltro, per dimostrare come stanno messi. Tra l'altro, a proposito di politica, questa qui è un po' più politicante. Il cardinale Parolin ha qualche relazione con Giuseppe Conte. Sì, quella lì è tutta la nidiata del cardinale Silvestrini, da cui nasce anche un altro cardinale di cui si parla poco, ma ne parlo io in quel pezzo che dicevi tu. Il cardinale Gugerotti, un altro veneto. Gugerotti, che è un altro veronese, un altro della nidiata
di Villa Nazareth, dove appunto ha studiato Giuseppe Conte e dove inzuppa il biscotto anche Romano Prodi, ma stavo parlando di I cattolici adulti, i cattolici adulti progressisti di sinistra, quel che l'è. Tieni presente che questo vescovo, questo cardinale viene soprannominato lo Stambecco, che ti dice tutto, perché è un arrampicatore di folle. Vabbè, ecco, ma questa chiesa si è spostata verso la Cina e ha costruito sulla Cina. E il cardinale Gugerotti anche verso l'Azerbaigian, per tornare a coloro che bastonano oggi gli armeni. Gugerotti è il grande uomo di dialogo con la religione, con la parte caucasica, l'Islam, e con quello degli affari, no? L'Islam, diciamo, che ha le mani in pasta nelle guerre. Tu prima parlavi di India, Pakistan, guardate che lì c'è la Longamanus dell'Iran, insomma quell'area lì, Gugerotti ce l'ha nella sua manica, tant'è vero che ha insignito delle più alte onorificenze vaticane la moglie del dittatore Azero, che non vuole essere chiamato dittatore, ma in realtà è una dinastia che dalla caduta dell'impero sovietico governa ininterrottamente l'Azerbaigian. Detto questo, tra l'altro è un posto meraviglioso, io sono stato... Che si è messo sotto ai piedi la bandiera dell'Artsakh e che ha sgomberato 120.000 persone come se fossero niente. Sì, non solo, ma che spedisce facendogli ripercorrere una cosa simile alle brutte marce di quegli anni del genocidio. Hanno fatto esattamente la stessa cosa, semplicemente li hanno risparmiato. Con le stesse mostrine sulle divise militari, le facce di Talat Pascià. La faccia di Talat Pascià, che era quello che all'epoca disse: ci siamo liberati di 3/4 degli armeni, dobbiamo farla finita del tutto. Esatto. Sì, anche perché c'è un altro pezzo di Talat Pascià che dice: perché quelli sono cattivi e se si ricorda quelli che abbiamo fatto del male ci fanno secchi a tutti a noi. Quindi prima che ci fanno secchi a noi, facciamo secchi loro. Questa è la filosofia, che peraltro è la stessa che utilizzano le autorità di Baku nei confronti della Zeba. Quindi può venire fuori un papa così, secondo te? Di questa fatta? Di questa tempra? E si va avanti così, oppure se i debiti enormi che il Vaticano ha non inducono a più miti consigli, ed in particolare non fanno rientrare il Vaticano dentro l'alveo delle forze occidentali, ed in particolare verso l'America, perché per esempio Macron si è dato un enorme da fare sul tentativo di condizionare il voto rispetto ai cardinali francesi e ha tentato di stoppare in tutti i modi quello che secondo me dovrebbe essere il nuovo Papa, e cioè il cardinale Sarà, questo congolese di straordinaria fede radicata, uno che guarda la tradizione cattolica, uno che sa perfettamente che bisogna pacificarsi rispetto alla cattolicesimo, ma bisogna dire un'identità cattolica nel mondo. Vabbè, a parte questo, Macron si dà un sacco da fare per questa roba, perché sanno una cosa, che una chiesa allontanata dalle follie populiste di Bergoglio, in un momento di crisi fortissima degli istituti politici istituzionali come quelli dell'Unione Europea, in un momento di scontro di una deglobalizzazione che Trump ha avviato e che porta le due faglie continentali della Cina e degli Stati Uniti a scontrarsi, l'autorità di una chiesa che ritorna a parlare cattolico, scusami se uso questa abbreviazione, diventa devastante per i disegni di egemonia, o se preferisci di dissoluzione della civiltà occidentale, che gente come Parolin, come Tagle, come lo stesso Bergoglio, come Avelin, che è il cardinale che piace a Macron, vogliono portare avanti. Quindi la politica c'entra tantissimo. La fortuna qual è? È che il blocco dei vescovi, continuo a parlare dei vescovi perché secondo me è più importante il vescovo che il cardinale, ma insomma, perché il vescovo è il pastore. I cardinali africani sono fortunatamente lontanissimi da questo schema mondialista, che è cosa diversa dall'universalismo cattolico,
portata avanti dai bergogliani. Mi chiamavano prima dal Panorama dicendo secondo noi entro venerdì fanno il Papa, io ritengo di no. In tutto questo c'è poi quel pezzo di Chiesa Cattolica che è incardinata sostanzialmente dentro Pier Battista Pizzaballa, Sì. il patriarca di Gerusalemme, che invece rivendica il primato cattolico rispetto alle altre confessioni religiose, che è stato ferocissimo nei confronti di Netanyahu, ma che non ha dimenticato la radice, cioè l'ebraismo. Allora, se passa quella linea lì, tu avrai una Chiesa cattolica, un pontificato per esempio, che non guarda più al dove conviene andare per stare sicuri, ma guarda a cosa bisogna fare per restituire dignità alla persona umana, che è una cosa completamente diversa. Ed è quello che stanno cercando in tutti i modi di fare ai gruppi dei padri conciliari, dei padri di conclave più vicini alla religione cattolica. Ecco, su tutto questo Perdonami Carlo, ma ti abbiamo perso. Si è congelato un attimo il collegamento. Aspetta Carlo, perché ti abbiamo perso per 30 secondi. Io non so se riusciamo a rifare il collegamento, a richiamarlo o qualcosa, perché vedo che l'immagine si è congelata e non sento più neanche la voce però di Carlo Cambi. Carlo, ci sei? Io ci sono. Ecco, sì, adesso ti risentiamo. L'immagine si è frizzata, però adesso ti abbiamo recuperato integralmente. Abbiamo perso una trentina di secondi, Carlo. Quindi, vabbè, niente, comunque di capire. c'è poi il pezzo di conclave che è quello, come posso dire, legato in parte ai cardinali africani, ma insomma a tutta quella parte che ti posso dire, sì, diciamo così, anche delle congregazioni religiose, insomma, quella parte della Chiesa viva che appunto guarda a questa necessità di restituire al papato la sua funzione di guida dell'umanità nella sua essenza. Questo quindi, è quello lo scontro. Allora, hai un blocco mondialista che è rappresentato da Parolin, dico Parolin, ma insomma in realtà sono tanti, che guarda la Cina, che guarda l'Islam, che guarda al mondo nuovo dove pensano che la Chiesa possa avere una sua civiltà. Hai un mondo politicamente determinato che è l'Occidente, che è fatto dal cardinale da Udre, che è fatto dai cardinali da una parte cardinali americani, che è fatto dall'episcopato tedesco, non quello che va d'accordo con gli LGBT, ma per esempio da Müller, che è fatto da Burke, eccetera, eccetera, che guarda all'Occidente e al primato della Chiesa Cattolica come guida della tradizione occidentale e come Occidente luogo delle libertà civili che deve evangelizzare con la democrazia il resto del mondo. E poi c'è un blocco che è quello degli africani, ma non soltanto africani, ci sono anche i mongoli, ci sono anche alcuni del sud del mondo, che invece guardano alla Chiesa come maestra di virtù etica morale e che quindi vorrebbero riportare tutto alla confessionalità come identità dell'essere umano. Questi tre blocchi sono quelli che stanno dentro il conclave, si stanno scontrando. Io non credo che arriveranno ad una sintesi facilmente. E ti dico che secondo me Pizzaballa alla fine è quello, ancorché giovanissimo, e quindi questo è un handicap per lui, potrebbe essere la sintesi che prende un pezzo e li mette insieme. Chiaro, chiarissimo. Non ti faccio altre domande perché sei stato super chiaro. Carlo, a margine di questo, ti volevo chiedere anche però sinteticamente, perché mi piacerebbe poi aprire anche le linee telefoniche e sentire ascoltatrici e ascoltatori. Che ne pensi dell'evoluzione della questione Israele-Gaza? Primo. Secondo, in tema di mamma, pugno, Maometto, Islam,
Che significato ha secondo te l'episodio nel Trevigiano dei bimbi di scuola cattolica inginocchiati in moschea davanti all'imam? Al di là del fatto Allora, singolo, perché insomma quella è una scuola cattolica privata, un asilo, insomma, aspetta un attimo, apro la porta. sì. E volevo capire se secondo te è un episodio singolo, questo qui, e quindi da ricondurre a una singola vicenda. Devo capire questo, un episodio individuabile, individuato singolo, o dice qualcosa in più? Allora, partiamo dalla Palestina. Sì. C'è un non detto che nessuno vuole affermare, è che la Palestina va liberata i palestinesi vanno liberati da Hamas, ok? E se non si estirpa Hamas, qualsiasi discorso è privo di fondamento. Sono d'accordo nel dire che Netanyahu ha probabilmente varcato i confini della, come posso dire, della compatibilità umanitaria, ma è anche vero che tutto il contesto internazionale non fa nulla per isolare Hamas. Allora tu puoi criticare Netanyahu se prima hai operato una eradicazione di Hamas. Quando si ragiona e si dice i bambini di Gaza sono senza aiuti umanitari perché gli israeliani sono porci, non è vero. I bambini di Gaza sono privi di aiuti umanitari perché Hamas li intercetta e ci fa i soldi sopra. Quando si dice ma ci sono 400.000 morti, non è vero, perché i morti li conta Hamas ed è Hamas che dà queste cifre. Quando si dice ma, tant'è vero che se ci fate caso, Abu Mazen, il presidente dell'autorità palestinese, e la popolazione palestinese comincia a ribellarsi ad Hamas, avendo capito che la soluzione due popoli, due stati, e non quella dal fiume al mare che portano avanti i ben pensanti della sinistra, perché significherebbe cancellare lo Stato di Israele, ok? I due popoli, due stati, sanno perfettamente i palestinesi veri che se non levi di mezzo Hamas non puoi fare nulla. Osservo, e la do come nota di cronaca, è bene che i nostri ascoltatrici, i nostri ascoltatori ci riflettano su, che Israele si è ritirato dalla striscia di Gaza nel 2005, e cioè sono 20 anni che la striscia di Gaza è in mano ad Hamas, ed è Hamas che ha costruito lì i bunker, i presidi militari, e quando Israele si è ritirato dalla Palestina, nella striscia di Gaza ci stavano 500.000 persone, non 2 milioni e mezzo di persone che Hamas ha deportato lì per farli diventare scudi umani nella battaglia contro Israele. Questi sono i dati di fatto. Se partiamo dai dati di fatto, poi possiamo discutere se Netanyahu abbia o non abbia esagerato, e secondo me in parte lo ha fatto. Detto questo, però, la soluzione, che è quella che peraltro porta avanti anche Giorgia Meloni, anche Antonio Tajani, e cioè due popoli, due stati, non può realizzarsi se non con la sconfessione di Hamas. Ma facci caso, i catarini, i sauditi, gli iracheni stanno recuperando gli accordi di Abramo che prevedevano l'eradicazione di Hamas e consegnano agli Stati Uniti la volontà di arrivare a due popoli e due stati, quindi alla pace in quella zona, sconfiggendo il terrorismo islamico, che è quello a cui si richiamava Papa Bergoglio col famoso pugno, se mi offendi la mamma. Sì. Quindi lo capisci che il coacervo è un coacervo di convenienze che prescindono dai dati di fatto? Chiaro. Saltiamo Per alla... quel che riguarda invece Sì. la storia dell'asilo islamico, fa parte di questo melassa buonista insopportabile, per cui noi dobbiamo pentirci di essere occidentali, ed è il motivo per cui mi auguro che dal conclave emerga un pontefice
del tutto occidentale. Allora, 2 passaggi importanti ancora e poi apriamo le linee telefoniche. Io direi anzi 3, no, 3 cosette da nulla che affrontiamo in pochi minuti, Carlo. Tu hai fatto un altro articolo molto interessante sulla Verità, in questo caso ieri è uscito in primissimo piano, sulla vicenda romena, no, sull'effetto Simeon, come titola la Verità, che scuote la Romania. Il premier socialista si è dimesso, no? E il candidato Simeon ha preso il doppio di quello che avevano squalificato i giudici, quindi che cosa succederà? E l'altra cosa che avvicina il caso romeno per quanto riguarda l'essenza, il nucleo concettuale, diciamo, degli impresentabili, degli sporchi e dei cattivi, è in Germania, no? Torniamo a parlare di Germania perché anche lì diciamo, c'è una polemica intorno al fatto, una discussione intorno al fatto che servizi segreti e soprattutto servizi segreti abbiano iniziato una procedura di messa al bando potenzialmente di Alternative für Deutschland. E in un quadro nel quale il nuovo cancelliere Merz, insomma, non è che sia stato incaricato con una manifestazione di forza eclatante. Nasce debole, nasce un po' zoppo. Che succede in Romania e Germania e perché ci interessano questi due vicende? Ci moltissimo che è roba nostra, non so come dire, è casa nostra, tra virgolette. Io preferirei che non lo fosse, ma purtroppo abbiamo perseguito la follia europeista e quindi vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, per dirti come i giornali sono falsi in Italia e come il mainstream di sinistra governi. A impallinare ieri Merz non è stata la SPD, è stata una parte della CDU, quindi dei democristiani, quindi il suo partito, sì, che non volevano l'alleanza con la SPD, ma hanno dato un segnale dicendo occhio a che cosa fate con Alternative für Deutschland. In realtà l'avvertimento a Merz gli arriva da destra, non da sinistra, perché il tema della Germania è un tema molto complicato e complesso. Purtroppo, siccome noi siamo parte di questa associazione a delinquere che chiamano Unione Europea, quello che succede a Berlino è per noi impattante in maniera diretta, violenta. Certo. Alternative für Deutschland che tentano di metterla fuori legge perché se passa l'idea di Alternative für Deutschland, l'Europa come l'abbiamo conosciuta fino adesso, cioè quella del compromesso verdi, sinistra, popolari, con la iperburocrazia, con il buonismo sulla migrazione, eccetera, eccetera, finisce. E quindi devi impedire che il maggior paese europeo acquisisca una postura, diciamo così, di contestazione del mainstream. Ed ecco che ieri come posso dirti, l'avviso che è stato dato a Merz è un avviso del dire occhio che noi stiamo per necessità di cose con i socialdemocratici, ma è un'alleanza che non ci piace, perché sappiamo che il popolo tedesco oggi guarda dall'altra parte a delle preoccupazioni che sono quelle dell'immigrazione, del lavoro che manca, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è per quel che riguarda la Germania. Per quel che riguarda la Romania, la cosa è ancora più interessante. Sto scrivendo adesso un pezzo perché leggerò il panorama la settimana prossima, perché la Romania chiude il cerchio dei paesi confinanti con l'Ucraina che ce l'hanno con l'Ucraina. In che senso, caro? Allora, a te lo spiego. Allora, un pezzo importante di confine fra l'Europa e l'Ucraina è dato dalla Moldavia o Moldova, chiamatela come volete, che come sapete non è un paese dell'Unione Europea, ma è un paese che ha chiesto l'adesione all'Unione Europea. La Romania ha il confine più esteso con la Moldova e un pezzo di confine molto importante con l'Ucraina. Accanto alla Romania ci sta la Slovacchia, la quale Slovacchia contesta le politiche europee. Accanto alla Slovacchia ci sta l'Ungheria, la quale Ungheria, come sappiamo con Viktor Orban, contesta le politiche europee. Accanto all'Ungheria ci sta la Polonia, dove il 18 maggio, lo stesso giorno in cui si vota per il secondo turno in Romania, si vota al primo turno per le presidenziali. E in Romania la destra, che è stata estromessa da Tusk dal potere, sta riguadagnando consensi in maniera spaventosa. Lì la Chiesa Cattolica
in Polonia. Lì la Chiesa Cattolica è rimasta agganciata alla tradizione di Wojtyła, quindi degli ex comunisti non vuole proprio sentir parlare, e tutto il confine dell'Europa verso l'Ucraina è oggi probabilmente in mano a governi nazionalisti che non hanno nessuna intenzione di continuare a finanziare la guerra in Ucraina, che vogliono chiudere le frontiere con l'Ucraina perché hanno un problema, per esempio, enorme in Bulgaria e in Romania, che è il grano ucraino, che grazie alla von der Leyen entra senza dazio e che fa dumping sul grano di quei contadini, i quali non hanno più da mangiare. Lo stesso vale per l'olio di semi, per una serie infinita di altre cose. Ma in Polonia, per esempio, sono molto adirati per il fatto che una gran parte di ucraini, con la scusa di essere profughi, fanno i frontalieri, cioè vanno a lavorare in Polonia, riscuotono in euro, ritornano in Ucraina la notte e portano via lavoro ai polacchi, quali polacchi, come sapete, e come buona parte delle ex popolazioni comuniste, ben si ricordano che cosa significa la miseria. E quindi hanno nei confronti dell'Ucraina una forte diffidenza. Poi ovviamente il mainstream che serve alla signora von der Leyen a dirci che ci servono 800 miliardi di euro per riarmarci, trasforma la antipatia per gli ucraini in adesione con Putin, ma non è esattamente così. È che quei popoli, e li ripeto, i rumeni, i bulgari, i moldavi, gli slovacchi, i polacchi, gli ungheresi, non vogliono avere a che fare con questa Ucraina. Beh, del resto non credo neanche che smanino per essere messi sotto il cappello di Putin, per essere conquistati da Putin. No, infatti, qual è il discorso? Che si racconta che sono filoputiniani, gente che ha conosciuto il comunismo sulla carne viva e che quindi non ne vuole proprio sentir parlare, ma questi sono contro gli ucraini perché gli ucraini vengono percepiti come i vecchi nazisti. Allora, Carlo, ti devo fermare perché abbiamo le 10:31 e il nostro amico. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale. Quindi vi ricordo, se volete prenotarlo, chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro Gastro Free. È l'altra parte della nostra linea di integratori. Gastro Free è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi, voi dovete provare il nostro Gastro Free, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di Gastro Free, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, Gastro Free, ne sentirete parlare. L'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io. 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso. Gastro Free, 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci, non a passo di Lumac, bensì a passo di corsa. Posso dire una cosa? Dimmi, ma lo sai Carlo. che ha telefonato Fedro, quello delle favole, Quello delle favole, sì. e ha detto che finalmente la volpe si è mangiata l'uva. Hai capito? Perché Come ha è detto che non, come è potuto perché ha detto succedere? che era uva acerbis, e quindi non era acerba ma era acerbis, e quindi essendo acerbis si è mangiata. Beh, siamo comunque in una dimensione favolistica meravigliosa con il nostro amico Alberto, quindi cioè, siamo su un altro pianeta. Torniamo su Io devo questo. andare, non c'è No, beh, noi lo diciamo sempre, però una volta lo dobbiamo fare, Carlo. su di me è una trattazione fatale, acerbis. Anche su di me, lo confesso. Comunque, chiudiamo anzi il ragionamento che stavi facendo, perché polacchi, romeni, slovacchi vedono gli ucraini come nazisti? Che è una robina forte che stavi dicendo poco fa. Perché sono stati nazisti. Questo Allora, è un dato di fatto storico, diciamo, però ancora oggi. sì. Beh, insomma, gli ucraini, allora, facciamo un ragionamento. L'Ucraina è una parte fondamentale del pensiero russo, ok? Il pensiero russo è un pensiero che determina l'umanità divisa soltanto in due categorie, i dominati e i dominanti, ok? Ed è un portato degli zar, ma è un portato delle tribù, ma è un portato del come ti posso dire, della storia. Allora, per capire l'Ucraina, gli ucraini, bisognerebbe leggere di nuovo La fattoria degli animali, perché gli ucraini sono i sudditi di Napoleone, sono i maiali, quelli che a un certo punto arrivano a dire che ci sono degli animali più uguali degli altri, tutti gli animali sono uguali. Allora, questa anima ucraina, che ovviamente come tutte le generalizzazioni è sbagliata, ma insomma diciamo questo sostrato di atteggiamento verso la realtà ha fatto sì che durante l'invasione della Polonia gli ucraini si siano schierati dalla parte dei nazisti, ma tutt'oggi nell'esercito ucraino ci sono delle formazioni collaterali all'esercito ucraino che si richiamano al nazismo e che combattono con le svastiche sulle uniformi. Allora tu capisci che popolazioni che hanno subito prima il nazismo, come i polacchi per esempio, poi l'altra dittatura forse ancora più sanguinaria, che è quella stalinista, i bulgari che non potevano neanche respirare, i rumeni che hanno sperato che l'Europa li togliesse da una condizione di povertà e di depressione che il governo di Ceausescu, dove il governo di Ceausescu li aveva precipitati, e che invece si sono resi conto che le forze socialdemocratiche sono arrivate al potere, alcune delle quali innervate dai riciclati del precedente regime, li hanno oppressi con una corruzione altissima. Tieni presente che la Romania è fra i paesi europei quella che ha l'indice di corruzione più alto, con una economia che non è riuscita a decollare perché la Germania li ha colonizzati, non ne possono più. E quindi fanno una richiesta di indipendenza, di libertà, o quantomeno di rottura di vincoli, che è la stessa che riguarda gli ungheresi di Orban. Quando si dice che Orban è un dittatore, si sbaglia. L'opinione pubblica ungherese è largamente favorevole ad Orban, perché che tra l'altro ha detto una cosa che è condivisa da quelle popolazioni, da tutte, e cioè stiamo nell'Europa finché ci conviene. Allora, tu capisci che essendo debole la Germania, essendo diventata l'Europa un coacervo burocratico, questa gente che sta ai confini sia dell'Europa dal punto di vista economico, sia proprio materiale, vuole avere una sua indipendenza di giudizio rispetto agli eventi. Ed ecco che la scelta di girare a destra non è una scelta di andare verso il nazismo come si racconta a noi,
ma è la scelta di andare verso un recupero di identità nazionali. Quindi sono scelte più sovraniste che di destra. Sono scelte che dicono non vogliamo gli ucraini come immigrati, che dicono non vogliamo in generale gli immigrati perché siamo già poveri noi. Sono scelte che dicono non vogliamo entrare nell'euro. Nessuno di questi paesi ha adottato l'euro perché vogliono mantenere una loro indipendenza di giudizio economico. Allora, non tenere conto di questo, ma narrare tutto questo esclusivamente come un enorme universo nazifascista o putiniano è di una pochezza di prospettiva assoluta e non ti consente di comprendere i problemi reali. Allora, eppur qualcosa si muove, insomma, in definitiva, no? In Europa. Allora, Carlo, abbiamo pochi minuti, apriamo le linee 02 92 94 7222 per chi volesse intervenire con Carlo Cambi. Ripeto, per la diretta 02 92 94 7222. Per i WhatsApp ho già risposto a un bel po' di persone ringraziandole per l'attenzione che hanno dimostrato, e poi ti passo un messaggio per invece pone un quesito di sostanza. Comunque per i WhatsApp anche audio 340 6709 659. Tra i messaggi ti giro questo. Sull'Armenia le cose non stanno come raccontate, scrive un ascoltatore. Perché non si spiega come mai gli armeni sono rimasti per secoli all'interno dell'impero ottomano senza nessun problema e poi improvvisamente nel 1900 Atatürk e i suoi giovani turchi decidono di sterminarli? Come mai? Quello che non ci raccontate, perché non vi fa comodo, è che gli armeni avevano stretto un'alleanza con inglesi e francesi per avere l'indipendenza e di fatto hanno tradito la Turchia. I turchi non l'hanno presa benissimo, però se questo dettaglio non lo raccontate la storia non si capisce e voi non fate informazione, caro Carlo. Allora, caro ascoltatore, prima di tutto le cose noi le abbiamo raccontate per come stanno e abbiamo spiegato che sono i giovani turchi che, caduto l'impero ottomano, vogliono costituire la Repubblica Turca e non avendo terra si pigliano la Armenia. Attenzione, non avendo terra perché l'impero ottomano era in disfacimento e in restrizione. Disfacimento e restringimento. Quanto al fatto che abbiamo tradito la Turchia, non è vero. Gli armeni sono sempre stati indipendenti e conquistati dagli ottomani e come tutti i popoli che hanno desiderio dell'indipendenza, sarebbe come se io le dicessi che l'Italia è nata dal tradimento dell'Austro-Ungarico perché i mazziniani hanno cercato di liberare il paese dall'oppressore. Le è chiara questa faccenda? E quindi si sono alleati con francesi e inglesi, ed è verissimo, per mantenere l'indipendenza del loro popolo, il che non giustifica che i turchi come reazione li abbiano sterminati. Ecco Carlo, aggiungo un dettaglio, poi sentiamo 3 telefonate che sono in attesa. Nel libro di Vittorio Robiati Bendaud che abbiamo citato all'inizio, no? Non ti scordar di me, liberi, si spiega benissimo che la dinamica di questo rapporto Armenia-Turchia è leggibile anche secondo un altro canone assoluto, quello della dimma, della sottomissione, che vale anche per i cristiani. Nel momento in cui il sottomesso rialza la cresta, lo stermini. Il tutto si somma, diciamo, alla necessità di una patria, di un Lebensraum, come dirà poi Hitler non a caso, di uno spazio vitale, di una patria delle origini che i turchi non avevano e che rubano agli armeni che erano gli antichi, quelli più antichi sul territorio. L'ho detta in maniera banale, volgare, no, l'hai detta benissimo, poco bene, però insomma quello è. 3 telefonate, sentiamole. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Faloppio. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire questa cosa, Bergoglio, il problema è capire se Bergoglio abbia fatto un danno irreparabile alla Chiesa. Non siete solo voi a dire quello che dite su Bergoglio, c'è anche Lucetta Scaraffia che scrive sui giornali non propriamente di destra, che fa passare il pontificato di Bergoglio come un disastro. L'altro giorno ho letto Ettore Gotti Tedeschi, che non è esattamente la prima persona che passa per strada, che ha detto che potrebbe essere questo l'ultimo conclave. Io sono d'accordo con Ettore Gotti Tedeschi. Ecco, volevo sapere la vostra opinione, perché ci sono dei fenomeni irreversibili. E ormai secondo me il dentifricio è uscito dal tubetto. Grazie, bene, buongiorno. Grazie a lei, abbiamo un'altra telefonata e poi la terza. Pronto? Buongiorno, sono Luca di Pioltello. Buongiorno Luca. Senta, per quanto riguarda l'argomento del Papa, a me piacerebbe avere un Papa forte, un Papa che mette un anello
valore non per il valore, ma per dare un'immagine di forza, che abbia il bastone pastorale, che dica 4 parole in latino che non le capiamo, però danno forza, danno potenza. Non sempre questo termine che uso, non so come tradurlo, quel piagnistei che fa avanzare tatticamente l'Islam, perché abbiamo visto che l'Islam è una tattica che stanno sfondando dappertutto. Dobbiamo essere forti. E per quanto riguarda invece l'argomento di Hamas, della Palestina, di Israele, è molto preparato il giornalista, sicuramente ha una cultura molto più alta di me, però le vorrei dire che Hamas è il prodotto, come il nazismo, è il prodotto di una situazione che il popolo diciamo è consenziente. Questo è successo anche da noi con le BR, finché il mondo operaio era consenziente e fino a che non si è ribellato alle BR. Cioè, quando hanno l'esasperazione, questi sistemi non corretti hanno proliferazione, per cui è il risultato di tanti disastri che ha combinato Israele. Vi ringrazio tanto e permettetemi di dire buona Padania a tutti. Grazie, altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Buongiorno professor Cambi del Veneto Antonello, congratulazioni, complimenti per la sua analisi, bentornato intanto. Ecco, Grazie. al nostro centrodestra, al nostro governo manca un analista come lei, ovvero un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio come c'è oggi, dovrebbe essere affiancato da una figura professionale, indagatrice e ben preparata come lei dimostra di essere con le sue analisi. A proposito di Hamas, voglio solo ricordare che le TV di Stato, la RAI e la Mediaset, continuano a parlare del Ministero della Salute di Hamas. Ma scherziamo? Il Ministero della Salute che dà i numeri sui morti di Hamas? Ma dove prendono sti giornalisti questi termini? Congratulazioni professor Cambi, buona continuazione. Allora, abbiamo 3 telefonate belle dense, Carlo. Allora, partiamo con l'ultima, grazie dei complimenti, ma non merito tanto. Prendo le 2 ultime telefonate per parlare di Hamas. È vero che Israele ha una qualche responsabilità nella nascita di Hamas. Perché? Perché era stata per anni soggiogata a livello internazionale da Yasser Arafat, cioè dall'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che ha sempre avuto, non si capisce bene perché, un grande ascolto in Occidente, quasi che l'Occidente avesse un senso di colpa. Allora, è in parte vero che Israele ha finanziato Hamas come contraltare all'OLP, ma ciò non toglie che Hamas oggi sia, per il mondo arabo moderato, per Israele e per gli stessi palestinesi, il maggiore elemento di criticità e che favorisca la distruzione del popolo palestinese invece di tutelarli. Perché poi i palestinesi abbiano sempre ricevuto questa sorta di, come dire, trattamento di favore a livello internazionale è spiegato. Era l'internazionale comunista incarnata dall'Unione Sovietica che in funzione anti-americana, ritenendo che Israele era l'alleato principale nell'area degli Stati Uniti d'America, fomentava la nascita della narrazione palestinese. Vi ricorderete Sabra e Shatila, vi ricorderete le marce del PC a vantaggio dell'OLP, vi ricorderete i miliardi che sono stati mandati ai palestinesi mentre i coloni israeliani venivano sistematicamente fatti oggetto di rappresaglia. Ecco, tutto questo oggi è arrivato al parossismo. Quindi stiamo pagando, ma anche a livello europeo, gli errori di un massimalismo di sinistra che ha voluto conformare il mondo a immagine e somiglianza del leninismo e che oggi dà, come peraltro la storia l'aveva già sconfitti con la caduta del muro di Berlino, i suoi ultimi drammatici colpi di coda. Questo è quello che io ricavo. Ettore Gotti Tedeschi, Lucetta Scaraffia, l'ultimo conclave. Beh, allora, che sia l'ultimo conclave spero di no, anzi credo che non sia vero. Lucetta Scaraffia ha ragione nel dire che
la Chiesa Cattolica ha bisogno radicale di se stessa, di ritrovare il senso di se medesima, ma da questo punto di vista forse il più acuto osservatore è Aldo Maria Valli. Ma non sono d'accordo con Gotti Tedeschi per un semplice motivo, che di fronte all'intelligenza artificiale, al nichilismo che sta emergendo nelle nostre società, pensate alle bande giovanili, pensate alla mancanza di rispetto, eccetera, eccetera, a un certo punto il desiderio, bisogno di religiosità, cioè della trascendenza, si riaffaccerà. E credo che non ci sia al mondo religione più capace di interpretare i bisogni dell'uomo del cristianesimo. Ecco, mi torna in mente, Carlo, non per interromperti, ma mentre parlavi mi è tornata in mente una specie di profezia fatta da Papa Ratzinger, no? Da Benedetto XVI, all'epoca forse non era ancora Papa, però prevedeva lui per il futuro una chiesa più piccola, ma fatta di fedeli più fedeli, esatto, appunto, no? Esatto. In ma che è sintesi. quello che voi vedete, per esempio, se voi prendete la società americana, no? Che è secolarizzata, in America sono nate una miriade di chiese o di sette che si richiamano talvolta ai mormoni, talvolta alla tradizione protestante, talvolta alla tradizione cattolica, eccetera, eccetera. Perché? Perché a un certo punto non si può vivere in assenza del senso del sé. E la religione serve a mettere in moto quei meccanismi di riflessione su se medesimi che ci portano a tentare di rispondere alla domanda: chi sono, che ci faccio e dove vado? Quindi io non credo che ci sarà l'ultimo conclave. Forse ci sarà l'ultimo conclave nelle forme rituali, liturgiche di potere che abbiamo conosciuto fino adesso della Chiesa Cattolica, ma certo non finisce la necessità di dialogo con l'immanente. Carlo, prima di salutarci vorrei affrontare l'ultimo argomento, perché abbiamo parlato di tante situazioni anche internazionali, di contesto, importantissime peraltro perché hanno riflessi immediati anche su di noi. Adesso vorrei focalizzarci per qualche minuto prima di salutarci appunto su un tema prettamente domestico. Forse anche questo non è solo domestico perché riguarda tanti paesi. Però se ne è tornati a parlare sulla base di un più o meno malinterpretato messaggio del Capo dello Stato sui salari. Insomma, i salari italiani sono bassi, sono troppo bassi. E, tra gli altri la Lega con il sottosegretario Freni ultimamente, ma a nome di tutto il gruppo leghista in Parlamento, si è dichiarata pronta a depositare appunto in Parlamento un disegno di legge per rafforzare il potere d'acquisto dei redditi più bassi per salari più alti, in particolare per i giovani. In sintesi estrema, cosa prevede il disegno di legge? Che non so se sia lo strumento più opportuno per essere efficaci in tempi rapidi, ma comunque questo è stato annunciato. Puntiamo sugli under 30, dice la Lega, i più svantaggiati. Ai datori di lavoro esonero totale dei contributi previdenziali per 3 anni. Ai neoassunti con redditi fino a 40.000 euro, flat tax, solo 5% di imposizione fiscale per 5 anni. Come la vedi? La vedo che è un generoso tentativo di mettere un dito nel buco della diga per evitare che crolli. Il tema è un altro. Noi siamo... Ecco, poi limitatamente agli under 30 in questo caso. I salari in Italia non crescono perché non cresce la produttività. E la produttività non cresce perché le politiche europee che ci hanno costretto a trasferire la flessibilità monetaria che avevamo con la lira sulla flessibilità salariale hanno depresso i salari. Basterebbe leggere il rapporto Draghi che vince il premio Bocca di Rosa perché è uno che si è messo a dare buoni consigli visto che non può più dare cattivo esempio. C'è una frase icastica che ora vi cerco e vi leggo. Allora, aspetta un attimo. Le politiche europee hanno tollerato una bassa crescita salariale come mezzo per aumentare la competitività esterna, aggravando il debole circolo reddito-consumo. Chiaro. Ok? Questo chiaro. è servito alla Germania, dove i salari sono cresciuti molto di più, sono cresciuti, ma non in rapporto alla ricchezza prodotta, perché la Germania col rigore ha puntato a moderazione salariale, massimizzazione del welfare state, quindi dell'assistenzialismo, che è la forma peggiore di dominio che si possa avere sulle coscienze umane,
per puntare tutto sull'export. È chiaro che l'Italia, inserita in questo perimetro economico, si è adeguata. Quindi oggi, per arrivare ad aumentare i salari, dovremmo fare 4 cose: buttare a mare i parametri di Maastricht e il patto di stabilità, abbattere del tutto la pressione fiscale, non la flat tax per qualcuno, no, arrivare alla flat tax generalizzata, incrementare la domanda interna e massimizzare quanto più possibile gli investimenti attraverso politiche anche di credito che non sono quelle che la BCE ha imposto. Allora, sostanzialmente, la vera ragione per cui i salari in Italia non crescono è perché stiamo dentro una gabbia europea che è stata costruita a immagine e somiglianza delle esigenze dell'economia tedesca e in parte francese, che è del tutto divergente dalle esigenze di un'economia dinamica fatta di piccole e medie imprese come quella italiana. Ultima cosa, dobbiamo piantarci di pensare che si vive di servizi e di turismo, si vive di produzione di ricchezza e quindi va rilanciata in maniera decisa l'industria. Guarda, ma anche lì, per seguire, finisco un sì. secondo solo, per seguire il sogno europeo, il signor Prodi, coadiuvato da Draghi, hanno svenduto tutta l'industria italiana, ma attenzione, il danno non è del fatto che si sono vendute le acciaierie, ma si sono vendute le tecnologie. Io faccio una piccola osservazione, 2 cose. Voi lo sapete che siamo nel 2025, vero? Sì. Certo. Sapete che è il 60° della nascita del personal computer, e sapete dove è nato il personal computer? A Ivrea. Lo sapete che tutto il mondo va con motori diesel che hanno il sistema multijet? Sapete dove è nato il sistema multijet? Nelle officine di Torino, e la Fiat se l'è venduto. Quindi la capacità tecnologica italiana è stata svenduta insieme alla svendita delle privatizzazioni. Noi abbiamo bisogno di ricostituire quel tessuto per incrementare la produttività e dunque incrementare i salari, ma questo significa avere una politica economica aggressiva, una politica economica espansiva. Di questo non si sta parlando perché si parla sempre dei europei. Scusami. No, mi veniva da dire, girare con una noce in tasca non ti fa passare la febbre. Una battuta un po' sintetica. E dall'altro canto mi veniva... Detto questo vorrei dire, come diceva la mia vecchia bisnonna, la marchesa Lancelotti Forghieri, le MEI piuttosto che niente, le MEI piuttosto. Esatto, meglio certo. che la Lega si dia da fare su quel versante che non si faccia nulla, ma certo quello non è l'elemento risolutivo. Ma se vuoi un giorno facciamo una trasmissione insieme a Borghi e Bagnai e discutiamo di questo. Direi di sì. E mi veniva in mente, anche mentre tu dicevi la ricchezza non si crea con servizi e turismo, che questo sta facendo la mia amatissima Milano, che sta morendo nella ricchezza altrui però. Comunque, grazie a Carlo Cambi, è stato un piacere di averti con noi. Dopo la sigla di chiusura ci ascoltiamo patriotticamente l'inno di questa Italia. Auguri a tutti, buona mattinata, buon pomeriggio, grazie Carlo. E grazie a chi ci ha ascoltato, arrivederci. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette